con Mauro Veronese, sindaco di Portoviro, e innanzitutto la ringraziamo per la disponibilità e vogliamo domandarle la domanda di rito: come va nel suo comune, sindaco? Come va? Intanto buongiorno a tutti. Forse la domanda più adeguata è adesso come sta, visto che parliamo molto di salute in questi giorni. Beh, il comune di Portoviro, come credo tutti i comuni d'Italia, sta affrontando un'emergenza che credo da non so neppure dopoguerra non è mai stata vissuta, e un'emergenza che non conosciamo, perché noi sappiamo bene difenderci dai problemi legati agli agenti atmosferici, il Po per noi ci ha fatto paura per tanto tempo, però molto meno e non sicuramente ignari eravamo, e adesso cominciamo a capire molto di più di quello che era affrontare un'emergenza sanitaria, che è un nemico invisibile in questo momento. Ecco, naturalmente la domanda in questo momento è, visto che sui media, sui giornali appare che un medico positivo a Villa Tamerici, lei è stata anche tempestiva nel segnalarlo nella pagina istituzionale di Facebook del suo comune, si parla che un medico in servizio a Villa Tamerici di Portoviro è risultato positivo al coronavirus, è uno dei 2 medici ULSS di Villa Tamerici, partendo dal presupposto che Villa Tamerici è uno dei posti più di alta criticità, essendo i pazienti più fragili. Ci può dire qualcosa su questo, per quanto riguarda questa positività? Sì, devo dire che nel momento in cui c'è stata la positività, che tra l'altro si trattava di una positività di un asintomatico, quella più pericolosa, perché tra virgolette pericolosa perché non la conosciamo, nel senso che comunque il medico era una persona che stava benissimo, e ha scoperto di essere positivo proprio perché USL è molto brava a tutelare la nostra salute, ricostruendo i rapporti che aveva avuto questo medico. Ha capito nella catena dei contatti che era venuto a contatto con quello che poi si era verificato essere esplicitato essere positivo, e di conseguenza nella ricostruzione dei contatti è arrivata sino a questo medico, e quindi anche a Villa Tamerici. Cosa mi rende sottolineare è che appunto la struttura che c'ha poi, che io ho anche riportato una specie di report che la struttura mi ha fatto su questa questione, perché mi ha informato dei protocolli che ha posto in atto. Tutti i pazienti, tutti gli utenti, gli ospiti di Villa Tamerici stanno bene, per cui attualmente non ci sono fenomeni che possono far ritenere che appunto ci siano dei contagi. Ovviamente sono, come dicevi tu, dei pazienti molto delicati, perché sono persone anziane, perché sapete Villa Tamerici si compone di Villa Tamerici, residenza RSA, e poi la struttura del Gabbiano per persone con altri tipi di problemi, però che non sono stati non erano in cura da questo medico, quindi tutto sommato si restringe a quelli ai residenti di Villa Tamerici, e comunque sì, sono sicuramente delle parti di popolazione molto delicate e molto fragili, però l'attenzione è massima, nel senso che comunque sia dal 4 di marzo non entravano più i visitatori, e attualmente, da quando poi si è saputo di questa positività, tutto il personale tutto il personale quotidianamente viene misurata la temperatura, quindi è tutto monitorato, ecco. Ecco, noi la ringraziamo anche per la sua disponibilità. Sappiamo che state in questo momento provvedendo alla distribuzione delle mascherine. Abbiamo un po' la logistica delle mascherine che sono arrivate ieri, ne sono arrivate anche oggi, e quindi stiamo organizzando le squadre di protezione civile che sono partite dalle frazioni, e poi continuano le zone a tappeto. Ovviamente vengono distribuite casa per casa, dando per scontato che la gente, visto che bisogna stare a casa, si trovino in casa, quindi ecco, anche non voglio sentire dopo, è ovvio che se qualcuno si trova fuori per motivi di necessità e ci chiama, noi poi portiamo, oppure può succedere anche che qualche immobile sia anche svista, anche perché stiamo collaborando con dei volontari, però la scusa non c'è, non siete passati, non c'è, bisogna rimanere in casa, e se si rimane in casa si verrà sicuramente raggiunti dai volontari. Sindaco, io la ringrazio, naturalmente siamo a disposizione per qualsiasi comunicazione, e complimenti a tutti i sindaci del nostro territorio, a tutti i sindaci d'Italia, vero presidio di questa emergenza.